Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto la situazione da tenere sotto controllo, lo sappiamo, è quella del coronavirus, quella del Covid, perché c'è una recrudescenza, ci sono i dati che tornano a farsi, se non preoccupanti, ma almeno insomma danno da pensare, l'ha detto anche il governatore Luca Zaia, poi sentiremo le ultime dichiarazioni, vedremo assieme i dati che sono arrivati questa mattina che confermano una tendenza in crescita per quanto riguarda i contagi. La sanità sta reggendo l'urto di questa fase della pandemia, ma come diceva il governatore, le terapie intensive ordinarie e straordinarie, diciamolo così, per Covid iniziano a essere quasi la metà del totale di quelle disponibili in Veneto, quindi un po' di pressione effettivamente sulla sanità. Questo lo vediamo insieme nel corso della nostra informazione, abbiamo un'ora da stare insieme, fra poco saremo già con i primi collegamenti. Oggi abbiamo davvero dei collegamenti, già di solito sono interessanti perché ci dicono in diretta che cosa succede dal Veneto grazie ai nostri giornalisti. Oggi vediamo qualcosa di decisamente diverso dal solito, ma è un po' una sorpresa, quindi ne parliamo fra poco. Detto questo, allora vediamo se qualcuno ha già informazioni per dei nostri colleghi. No, noi allora andiamo a fare un po' riassunto delle cosiddette puntate precedenti. Sentiamo che cosa aveva detto Luca Zaia proprio sui ricoveri in rianimazione, sui rischi che il Veneto possa cambiare di colore. Ma è questo il dato. Vi ricordo che una settimana fa noi avevamo 30 persone in terapia intensiva, oggi ne abbiamo 46, vuol dire più il 50%. Capite che se in una settimana incrementiamo del 50%, se questo fosse un trend inizio a preoccuparmi. Torna a parlare della pandemia dalla Fiera di Verona il presidente del Veneto, preoccupato per l'aumento dei contagi, altri 792 positivi nelle ultime 24 ore, ma ad allarmare soprattutto l'incremento dei ricoveri, 234 in area medica e 46 in terapia intensiva, e se ai pazienti Covid si sommano gli altri 356 ricoverati in rianimazione per altre patologie, si capisce la serietà della situazione. È vero che non abbiamo i 1000 posti, ma è anche vero che per gestirli bisogna cominciare a drenare personale iperspecializzato dai reparti e togliamo sanità a chi ne ha diritto. Di qui la forte preoccupazione di Zaia, che non esclude prossimi cambi di colore del Veneto. Chiudiamo questa settimana in zona bianca, quindi Veneto resta bianco. Però ragazzi, non sai che c'è scritto su uno dei 10 comandamenti scritto scolpito sulla pietra. Se continuiamo ad andare avanti così, insomma, fra qualche settimana magari qualche diciamo viraggio di colore potrebbe anche accadere, quindi dico, perché buttare via tutto il lavoro fatto semplicemente per andare a mangiare castagne in piazza senza mascherina? L'appello è quello di non abbassare la guardia e spingere ancora l'acceleratore sui vaccini per chi non ha ancora affrontato il ciclo, ma anche per le terze dosi destinate alle persone fragili, ai sanitari e agli over 60 a 6 mesi dalla seconda dose. La novità delle ultime ore riguarda i 76.000 veneti che hanno ricevuto il monodose Johnson & Johnson, che da oggi possono prenotare la dose booster con un vaccino a RNA a prescindere dalla loro età. L'altra novità riguarda chi ha fatto un vaccino non riconosciuto dall'EMA, come lo Sputnik, ad esempio molte badanti o lavoratori dell'Est Europa. Possono fare anche loro la dose aggiuntiva booster, sempre con un vaccino RNA, quindi Pfizer o Moderna, dopo 28 giorni e entro i 6 mesi. Infine, un accenno ai focolai conseguenti alle manifestazioni No Green Pass a Trieste, che hanno fatto salire alle stelle i contagi nel capoluogo giuliano. Impossibile sapere quanti dei positivi in Veneto siano da ricondurre a quelle manifestazioni. Viene fatto il contact tracing, ma poi sta nella disponibilità del singolo dire io sono stato a manifestare lì piuttosto che da un'altra parte, oppure dire non so dove l'ho preso. Allora, questa è una situazione che va tenuta sotto controllo, vedete, non c'è un allarme, bisogna dirlo per evitare di creare situazioni rischiose, non ci sono pericoli imminenti, però un po' di preoccupazione c'è. Addirittura per altre regioni ci sono delle ipotesi che vedono l'ingresso in zona gialla con questi dati, con questo trend soprattutto fra una decina di giorni, un rischio quindi da metà novembre
di vedere il ritorno delle zone gialle che non vedevamo da un po', insomma, comincia a dar da pensare. C'è in Europa chi pensa a un lockdown per i non vaccinati e già la proposta, già l'idea ha scatenato una rida di polemiche, un'alzata di scudi. Noi siamo andati a Padova a sentire che cosa ne pensano i padovani. Sentite cosa ci hanno risposto. Io credo che chi ha la possibilità si dovrebbe vaccinare, ovviamente poi i casi eccezionali sono un'altra cosa. Sembra una misura molto estrema, appunto il mini lockdown, quindi non so, però... La scienza non sbaglia mai, per cui le persone devono vaccinarsi perché è meglio, altrimenti avremo sempre dei grossi problemi, ecco, questo solo, perché dire tante cose non serve a nulla. Vaccinatevi e vaccinatevi. Io sono un Novax, non sono vaccinato, sono 45 anni che non mi prendo un'influenza da stare a letto e non vedo come mi devo mettere dentro delle robe. Un mini lockdown a Natale per i non vaccinati, cosa ne pensa? In questo momento è difficile esprimere un'opinione. Da vaccinato, quindi avendo fatto una scelta coraggiosa per la collettività, ritengo che possa essere giusto, perché a questo stadio è giusto che chi ha compiuto un atto di coraggio sia ricompensato. Io sono vaccinata e anche tamponata, per cui sono a favore dei vaccini, però se non oltrepassano il diritto degli altri, nel rispetto degli altri, possono circolare tranquillamente. L'importante è che appunto non entrino in contagio, cioè che non entrino nei posti, nei negozi, nei ristoranti, nei bar, ma per il resto. Salgono i contagi soprattutto a Padova, secondo lei quanto c'entrano anche tutte queste manifestazioni no pass che vediamo quasi tutte le sere? Andrebbero vietate? Io sono fatalista e anche democratica, nel senso che poi alla fine ognuno deve avere la libertà di fare quello che crede, ripeto, sempre nel rispetto degli altri. Ci sono tantissime manifestazioni no pass e qui, insomma, come a Trieste si sta pensando di vietarle. Secondo te incidono sui contagi queste manifestazioni? Io penso proprio di sì, soprattutto perché magari le persone che sono contro il vaccino neanche indossano la mascherina, quindi insomma direi che è un tramite per il virus molto importante anche, e è stato anche insomma affermato con certezza, quindi sicuramente secondo me queste manifestazioni sono pericolose. Andiamo invece ora a Venezia, perché le abbondanti presenze di turisti di questo periodo, questo ottobre, inizio novembre, decisamente con un tempo che invita a gite, uscite e magari andare a vedere la città più bella del mondo, sta creando qualche problema di sovraffollamento sui vaporetti. Vediamo cosa sta succedendo. Quello del trasporto pubblico a Venezia è un nervo scoperto. Il turismo, che ora sembra tornare alle soglie del pre-Covid, con intere famiglie di turisti convogliati nel centro storico, comincia a creare i disagi che i veneziani avevano quasi dimenticato. La situazione in alcuni momenti della giornata è diventata esplosiva. Le code agli imbarcaderi, insieme alle costanti lamentele dei residenti, ne sono la prova. Anche i turisti? Sì, tanti, troppi forse. Pieno per la città, sì. Per voi lavoratori si va male? Sì, addirittura ci sono volte in cui non ci fa neanche salire perché ci sono troppe persone. Mancano i servizi, ci dovrebbero essere più vaporetti? Più corse andrebbe molto meglio, perché adesso con i turisti è così. Troppo... Non so, perché appunto avevano parlato di mettere più corse, ma non si vedono. Sono troppo pieni, questo è il punto, e non fanno neanche gli orari. Addirittura saltano anche dei vaporetti, anche bus a Lido. Perciò è tutto da rifare. C'è un po' da aspettare, però non sento tanto disagio, diciamo. Sono abituata un po' ad aspettare. I disagi ci sono. Ma non vedi.
Per fortuna che c'è l'entrata, le differenze, no, noi alla stazione neanche non montavamo. La gente che arrivava fino al ponte, dai, certo momento, dai, basta. Io perdo i vaporini perché sono stracarichi e ci lasciano a terra. Quando sono dentro, fortunatamente, trovo il posto da sedermi perché sono col bastone e allora magari qualche persona gentile si alza e mi lascia sedere. Ma è un disastro. È un disastro totale. La mattina ancora riescono a gestire la cosa, ci sono meno turisti, ma questo orario qua è impossibile prendere un battello. Se devi scendere una fermata dopo diventa veramente impossibile anche passare in mezzo. Ovviamente con queste situazioni i rischi legati alla diffusione del Covid, come abbiamo visto fin qui, aumentano sia per il sovraffollamento sia per la tipologia. Poi anche il fatto del turismo certo non aiuta, quindi l'appello delle autorità è sempre quello alla massima attenzione. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Adesso apriamo una pagina decisamente diversa dal solito, perché ci stiamo avvicinando al Natale, magari qualche centro commerciale, qualche negozio ha già fuori le decorazioni, però in realtà siamo un po' distantini ancora da quella data, ma ci sono delle incombenze, degli obblighi, delle tradizioni che per essere rispettati hanno bisogno di una lunga preparazione. L'esempio è quello dei presepi più importanti, si comincia a farli parecchio tempo prima, magari non quelli di casa, ma quelli delle chiese, quelli anche per esempio di Sala Nervi in Vaticano, che quest'anno sarà allestita proprio dai ragazzi di Gallio. Noi siamo andati a Gallio, siamo a Gallio in questo momento con la nostra Erinda Chitezza, con Renzo Rigon e con tutte le persone che stanno organizzando questo particolarissimo presepe. Erinda, buongiorno, intanto vediamo che siete in una sala già predisposta. Si vede già qualcosa del presepe o siamo alle fasi iniziali? Buongiorno Ferdinando e buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Ecco, appunto, siamo all'interno della stalla. Come possiamo vedere è un presepe, è l'inizio questo di un presepe a grandezza naturale fatta dai ragazzi, come hai anticipato te, di Gallio, e questo presepe, una volta ultimato, perché i ragazzi si sono dati un mese di tempo, andrà direttamente in Vaticano ad allestire la Sala Nervi. E come puoi vedere io sono circondata da tutti i ragazzi e qui anche di fianco a me c'è Don Federico, appunto della parrocchia di Gallio, e sono anche insieme all'animatore proprio che insieme ai ragazzi si stanno adoperando per la creazione del presepe. Ma io andrei direttamente a sentire il parroco della città per parlare di questa iniziativa molto importante per la comunità. Esatto, infatti, buongiorno Don, quanto importante è appunto per la comunità, per Gallio, la realizzazione di questo presepe che andrà ad allestire la Sala Nervi del Vaticano? Buongiorno a tutti. Allora è importante perché dopo un tempo in cui le relazioni sono venute meno, poter di nuovo lavorare assieme e poter scendere poi anche a Roma, siamo già 4 pullman di fedeli, vuol dire proprio ricreare le relazioni che erano venute a mancare, quindi da un presepe, che può sembrare cosa semplice perché lo abbiamo in tutte le case, però questo diventa proprio il segno di una comunità e parte dei giovani della parrocchia, un segno della comunità che vogliamo proprio donare al Papa, cioè far vedere che comunque siamo comunità, ed essere comunità vuol dire essere chiesa, con dei nostri valori, con un nostro credo, perché in fin dei conti questa struttura, questa natività rappresenta anche la nostra fede, rappresenta anche la fede dei ragazzi, quello che questo gruppo ha vissuto negli anni, e come tale proprio dire anche al Papa: vogliamo donarti, un po' come quando si fa il presepe a casa, no? E magari i nonni fanno un po' più fatica a farlo, allora i nipoti vanno a farlo loro
a casa dei nonni stessi. La stessa cosa con il Papa, cioè di dire ti vogliamo bene, vogliamo portare anche la giovinezza insieme a questo presepe come dono a lui, l'intraprendenza dei nostri ragazzi, la speranza e la voglia di continuare anche dopo un tempo, e anche se siamo ancora dentro un tempo di pandemia. Esatto, infatti. In quanti sarete che andrete poi in Vaticano personalmente a incontrare Papa Francesco? Allora, il Papa ha concesso udienza il 10 dicembre, nella mattina. Saremo non solo noi, anche la delegazione di Andalo che offre l'albero in piazza San Pietro e la delegazione del Perù che sarà il presepe in piazza San Pietro. Ragazzi, siamo in 17 e 18, quelli che hanno lavorato oggi non ci sono tutti perché alcuni hanno gli esami lunedì o martedì all'università, però insieme con la nostra gente siamo 160 persone. Questo è molto bello, poi speriamo insomma di poter andare proprio anche a dare un saluto proprio personale al Papa. Questo dipenderà anche dalle sue esigenze, da come sta e da tante cose, ma conoscendolo credo che quando vedrà anche i ragazzi non avrà timore a venire a darci proprio un saluto personale, e questo dopo lo faremo anche insieme al nostro vescovo, al vescovo Claudio, che anche lui conosce questo gruppo e ha detto vi accompagno volentieri. Certo. Quindi, come puoi sentire, Ferdinando, una grande emozione quella di incontrare il Papa, ma una grande emozione per i ragazzi che insieme ce la stanno mettendo tutta per fare questo presepe e portarlo a termine per la scadenza fra un mese. E infatti io parlavo direttamente prima con l'animatore dei ragazzi, di tutti loro, perché si parlava appunto di un senso di rinascita, perché è questo il messaggio che si vuole dare con la creazione di questo presepe. È corretto? Mi sposto direttamente, ne parliamo insieme appunto con l'animatore dei ragazzi. Certo, grazie a tutti intanto e buongiorno anche da parte mia e da parte dei ragazzi. Allora, la scelta del legno fatta dai ragazzi è una scelta molto precisa e particolare, nel senso che il legno è un materiale tipico della montagna ed è un materiale che trasmette calore, trasmette grande calore, ed è il calore che i ragazzi vorrebbero portare a nome di tutta la comunità di Gaglio proprio al Santo Padre. In secondo luogo, la scelta del legno, i ragazzi hanno voluto proprio scegliere legname derivanti dagli schianti di Vaia, della tempesta Vaia, quindi la catastrofe naturale, quello che ha portato un po' alla morte di parte dei nostri boschi, vuole diventare il simbolo della rinascita, quindi la capanna che contiene, la stalla che contiene la natività, quindi la nascita di Gesù, viene interamente costruita con legname derivante dagli schianti di Vaia. Quindi la catastrofe naturale, la morte del bosco che fa da culla a quello che è poi la nascita di Gesù. Allora, Erinda, Ferdinando, lascio anche a te magari se vuoi fare... Certo. Sì. Allora, Erinda, abbiamo sentito quelle che sono le spiegazioni, la parte religiosa, la parte anche filosofica, possiamo dire, dietro a questo progetto, ma vorremmo anche capire la parte tecnica. Dove siete adesso? E questa è la capanna in costruzione? Ci sono già altre parti in costruzione? Si riesce a vedere magari, che so, poi le statue come saranno preparate? Riusciamo ad allargare lo zoom e a capire che cosa stanno facendo i ragazzi? Esatto, adesso infatti ripeto la tua domanda perché ovviamente le persone non sentono, però dallo studio mi chiedono infatti se è possibile spiegare dove ci troviamo esattamente e gli aspetti tecnici, e magari se ci sono altre parti che sono in costruzione. Allora, qui ci troviamo nella cappellina della chiesa di Gaglio, quindi della chiesa principale di Gaglio, nella cappellina laterale. La costruzione prevede sostanzialmente il corpo centrale, che poi è diviso in moduli, perché tutto il presepe verrà poi smontato in pezzi, portato a Roma e rimontato. Quindi la costruzione stiamo quasi ultimando, manca la pedana davanti dove si trova la camera, che verrà ultimata già in giornata, e poi tutto l'allestimento, diciamo, quello un po' più interno, quindi tutto quello che poi va a decorare il presepe. Però come struttura di fatto l'abbiamo quasi terminata, mancano solo pochi dettagli.
Mentre invece le statue, perché anche quelle sono possibili da vedere o sono ancora in realizzazione? Le statue ci sono, ma sono già praticamente chiuse e pronte per essere spedite. Faremo una prova noi velocemente per vedere il discorso luci, ombre, eccetera, però le abbiamo già praticamente impacchettate, pronte per essere spedite a Roma. Sono comunque a grandezza naturale, perché San Giuseppe è alto praticamente come me e te, quindi come altezza San Giuseppe all'incirca è come noi, e quindi visivamente avrà un bel impatto. Certo, quindi come puoi sentire è ancora tutto in allestimento, a parte le statue che purtroppo in questo momento non riusciamo a vederle. Però Ferdinando, se hai piacere anche tu di fare magari qualche domanda anche ai ragazzi che sono stati coinvolti nel progetto. Allora Erinda, la pubblicità incombe, quindi noi ringraziamo i ragazzi che hanno partecipato a questa diretta, ringraziamo anche il Don e l'animatore per quello che ci hanno spiegato. Tutto il resto, tutte le interviste, gli approfondimenti, tutte le immagini anche più con i dettagli le vediamo nel TG Bassano di questa sera. Facciamo un nodo al fazzoletto, però seguiamo questa realizzazione, la seguiremo, magari ci facciamo mandare qualche immagine quando sarà pronto questo presepe dagli organizzatori di questa bellissima iniziativa, e a questo punto io ti ringrazio per questo collegamento. Poi so che ci sono altre novità magari da Gaglio, ci sentiamo nel corso della nostra informazione. Ringrazio i tuoi ospiti. Certo, grazie anche a te Ferdinando, un saluto da tutti quanti, grazie. Noi torniamo in studio. Allora, avete visto, siamo nelle fasi iniziali della realizzazione di questo presepe, che siamo a questo punto molto curiosi di vedere allestito. Il presepe di Gallio che verrà portato in Sala Nervi in Vaticano. Ci sarà un'udienza col Papa, col Santo Padre. Abbiamo sentito parecchia emozione. Poi questa sera nel TG sentiremo anche le interviste ai ragazzi per capire che cosa hanno fatto, come hanno pensato di strutturare tutta questa operazione. Adesso noi facciamo invece una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo dei collegamenti ancora molto interessanti da fare, da vedere. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che continua la campagna vaccinale, anche con modalità e scelte che possono apparire un po' particolari, ma che vanno tutte nella direzione di coprire la maggior parte della popolazione prima possibile. Andiamo a Sarmede, dove c'è il nostro Lucio Zanato che ci parla della campagna vaccinale che viene svolta proprio in quella località. Buongiorno Lucio. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo a Sarmede, sono con il sindaco di Sarmede Pizzol. Sindaco, intanto oggi il vostro municipio è diventato un ambulatorio. Sì, noi abbiamo messo a disposizione la sala consigliare appunto perché i tecnici, i medici dell'ULSS e il dottor Benazzi in primis potessero lavorare al caldo e in tranquillità. C'è stata una bella affluenza di persone già a partire dalle 9:15 di questa mattina, quindi diciamo che l'esito di questa scelta è stato più che positivo. Ecco, perché secondo lei è stato importante portare qui il camper? Cioè perché si è spostata l'ULSS e non i suoi cittadini? Allora, diciamo che le problematiche sono due sostanzialmente. La prima è legata all'informazione, quindi molti dei miei cittadini si sono avvicinati proprio ai medici per avere spiegazioni e informazioni in merito al vaccino, e questo magari ha rappresentato la molla che poi li ha portati alla decisione di vaccinarsi. Ci sono poi invece altre persone che hanno scelto proprio questo periodo, questo mese, per vaccinarsi, con l'idea poi di avere una maggior protezione per quelli che saranno i mesi invernali, quindi che ci porteranno da qui alla prossima primavera, quindi aprile-maggio del prossimo anno. Sì, anche perché va detto che qui si faceva sia la vaccinazione Covid ma anche l'antinfluenzale. Sì. Senta, ma
Ci può spiegare perché il vostro è un comune con il più basso tasso di vaccinati della Marca? Allora, come dicevo prima, Sarmede, tengo a precisarlo, non è un comune Novax, perché la moltitudine dei miei concittadini ha già avuto altri tipi di vaccini. Chiaramente rispetto a questo, forse anche a causa della confusione un po' iniziale legata all'AstraZeneca, ha insinuato dei dubbi anche leciti e comprensibili. Quindi è necessario affrontare e portare avanti un dialogo con chi ha queste paure, queste perplessità, affinché si possano sciogliere e portarli poi alla protezione individuale e ancor più a quella sociale, perché è chiaro che una persona autoprotetta protegge anche chi gli sta a fianco. Senta, però Sarmede è conosciuta nella Marca perché è un po' il paese dei bastian contrari, voi avete Montaner e tutta la storia, non è che c'entri molto anche il carattere un po' rude che c'è in parte della vostra popolazione? Allora, non credo proprio che dipenda da questo, perché fortunatamente in questi 30 anni le cose nel mio comune si sono riappacificate. Le persone sono costituite come una vera e coesa comunità, e quindi non è questo il tema di fondo. Tanto è vero che la percentuale in termini di fascia d'età che ha il minor vaccino è quella compresa tra i 30 e i 39 anni, e quindi sicuramente non è la storia che ha influito su queste scelte, tantomeno il carattere un po' forse rude e crudo, però parliamo di persone giovani che quindi hanno una cultura propria e hanno anche i propri mezzi di informazione. Senta, quindi importante per voi, oltre ad aver messo a disposizione il municipio per la vaccinazione, aver messo a disposizione un direttore generale perché la gente che aveva qualche dubbio venisse qui a sciogliere? Sì, questa mattina proprio il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, in prima persona si è messo a eseguire i vaccini su tutte le persone che si sono recate qui da noi, e questo per noi rappresenta un segnale fondamentale ed importante, perché sta a testimoniare che il massimo vertice della nostra ULSS si è esposto in prima persona, e questo deve essere sinonimo di fiducia. Dopodiché io credo che sia giunto il momento in cui sia necessario rispettare le idee di tutte, portare rispetto per tutti a seconda di come uno la pensi, e che sia altrettanto fondamentale avviare un dialogo con chi ha queste paure, con chi ha questi timori, perché non è sicuramente l'aspetto coercitivo che può portare una persona a vaccinarsi, ma solo l'informazione corretta data da specialisti, quindi i medici. Sì, va detto anche che qui fuori dal municipio c'è stato un drappello di persone che manifestavano, anzi che più che manifestare esponevano le loro idee contro le vaccinazioni, hanno potuto farlo in tutta tranquillità, la gente passava in mezzo, c'è chi si fermava a chiedere, a parlare, li abbiamo visti e li sentiremo nel corso del telegiornale di questa sera. Questo dimostra la grande democrazia del vostro territorio. Senta, da però amministratore pubblico, da sindaco, cosa ne pensa di questa possibilità di questo Veneto e quindi anche di questa Sarmede che torni in zona gialla? Allora, chiaramente i dati, specialmente di questi ultimi giorni, non sono confortanti. Il numero dei contagi sta aumentando, ma questo era anche prevedibile visto la stagione che stiamo affrontando e quindi il freddo. È chiaro che al di là dei vaccini, delle terapie che sono altrettanto fondamentali, ed auspico che anche su questo versante venga approfondita la conoscenza e anche l'introduzione sul mercato a disposizione dei nostri concittadini la terapia post malattia, quindi conseguente alla malattia. È altresì vero che dobbiamo continuare ad autodifenderci, perché la prevenzione anzitutto è lo strumento migliore di difesa, e quindi parlo della mascherina, del distanziamento che ahimè dovremo secondo me continuare ad applicare, e l'igienizzazione delle mani. Questi tre accorgimenti messi insieme, nulla togliendo alla vita sociale di rapporto che ognuno di noi debba avere, rappresenta sicuramente uno strumento valido di protezione. Dopodiché, ripeto, sta alla coscienza di ognuno di noi decidere di fare o non fare il vaccino. Io
Porto la mia testimonianza personale. A marzo di quest'anno ho avuto il Covid, con me un mio familiare stretto che è stato anche ricoverato, quindi so cosa significa avere la malattia con dei sintomi. Ho fatto il vaccino, non ho avuto al momento, e quindi dico fino ad ora, sintomi avversi, e do fiducia anch'io alla medicina e alla scienza, perché è l'unico strumento che abbiamo oggi come oggi per difenderci contro questo male invisibile che ha bloccato la vita e alterato la libertà di tutti noi in questi 2 anni. Ecco, appunto, da amministratore un po' preoccupato, perché se torniamo in zona gialla prendiamo quella china che porta magari verso nuove chiusure, economicamente parlando anche per Sarmede, è stato un peso non indifferente. Certo, allora io posso dire che ad oggi i dati di Sarmede sono confortanti, tanto è vero che nella mappa della nostra ULSS siamo in zona verde, abbiamo un unico caso di positività in isolamento domiciliare e ripeto, il ritornare in fascia gialla chiaramente, oltre che a una limitazione di quella che è la nostra vita sociale e della nostra libertà, rappresenta un ulteriore blocco per l'attività lavorativa, che sia autonoma o che sia alle dipendenze di qualcuno, implicando quindi delle conseguenze anche a livello economico. Io auspico nei buoni comportamenti di ciascuno di noi e come istituzioni in primis sono il primo a doverlo dare rispetto a tutti i miei concittadini. Oggi ero alla festa del 4 novembre che si è tenuta a Vittorio Veneto e lì si è parlato di unità nazionale rispetto a una guerra che ci ha portato a diventare una Italia unita. Noi qui ci troviamo di fronte a una guerra contro un nemico invisibile rispetto al quale dobbiamo ritrovare quella unità di comunità e di nazione, perché solo tutti quanti insieme e remando dalla stessa parte, al di là di come ognuno di noi la possa pensare, si può sconfiggere questo male maledetto e ritornare a un minimo di serenità e di normalità. Grazie Sindaco. Ferdinando, c'è ancora spazio per sentire il dottor Benazzi o devo restituirti la linea? Allora, Lucio, visto che abbiamo il dottor Benazzi, se riusciamo a fare una battuta veloce con lui, vista l'importanza di questa iniziativa, lo spazio c'è. Sì, adesso... Ok, allora un attimo solo, Sindaco, mi va a chiamare il dottor Benazzi, grazie. Adesso, perché voi dovete sapere che il dottor Benazzi è direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, oggi si è messo a fare le vaccinazioni come qualsiasi infermiere, come qualsiasi sanitario, è una delle particolarità del nostro direttore generale che è in prima linea. È venuto qui non solo per fare le vaccinazioni, ma soprattutto per informare la gente, per chiarire i dubbi. I dubbi, insomma, che alcuni hanno esposto. Dottor Benazzi, siamo alla fine, diciamo, più o meno di questa giornata. Quali le conclusioni? Ma io ribadisco, ringrazio il Sindaco Pizzol perché ha fatto un lavoro straordinario, ha una comunicazione che ha portato tanta gente a venire a fare la terza dose dell'antinfluenzale, la prima dose, abbiamo avuto anche prime dosi, quindi un buon risultato che ci fa ben sperare che la gente capisca che è fondamentale vaccinarsi per evitare di andare in ospedale e di andare addirittura in terapia intensiva. Chiederemo anche agli altri sindaci delle periferie, diciamo più marginali rispetto ai centri vaccinali, se è il caso di fare una giornata come questa che è stata molto proficua. Senta, in una battuta si sta profilando all'orizzonte la possibilità che Veneto diventi zona gialla. Da tecnico lei come la vede? Guardi, se la gente continua a vaccinarsi io credo che riusciamo ad evitarla, anche perché per fortuna abbiamo ancora pochi, rispetto al numero di positivi che abbiamo pochi ricoveri ospedalieri e pochissime persone in terapia intensiva. È chiaro che dipende tutto da noi, l'utilizzo della mascherina, le distanze, il lavaggio delle mani e quindi le vaccinazioni. Grazie dottor Benazzi, io restituisco la linea a te Ferdinando e buona giornata. Ringraziamo Lucio Zanato per questo interessante collegamento. Vi ricordiamo, eravamo a Sarmede perché questa località è quella con il minor numero di vaccinati della Marca Trevigiana. L'ULSS ha deciso di portare le vaccinazioni proprio a Sarmede con il camper delle vaccinazioni, con tutto lo staff. Abbiamo sentito, c'era anche il direttore generale dell'ULSS
Trevigiana, Benazzi, quindi se la montagna, come si suol dire, non va a momento va alla montagna, questo è un vecchio detto che in questo caso casca a fagiolo. Allora adesso, prima di andare in pubblicità, andiamo al volo a Padova, dove c'è la nostra Chiara Gaiani che ci aspetta con Cristian Roque Allende. Vediamo se riusciamo a parlare con i nostri colleghi prima del break pubblicitario. Allora, Chiara, ci senti? Forse abbiamo qua. Allora facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto c'è una gran bella giornata di sole, lo vediamo anche dal nostro collegamento con la redazione di Padova, un bel gioco d'ombre su una delle piazze davanti a una delle chiese più importanti non solo di Padova, del Veneto, ma della cristianità. Sono le ombre di Cristian Roque Allende e di Chiara Gaiani. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Ti confermo, siamo proprio noi, siamo una sorta di Kenny Random fatto da due colleghi in Piazza del Santo, questo artista che dipinge le ombre in varie zone della città. Ne abbiamo un po' approfittato, Cristian ha notato ovviamente con l'occhio dell'operatore questo gioco e ne abbiamo approfittato per scherzare un po' con voi. Devo dire che è una giornata davvero freddina a Padova. Prima avete avuto il collegamento con la zona di Gallio, anche qui diciamo che sta arrivando finalmente un vento novembrino, però Piazza del Santo è davvero molto bella e animata, sembra insomma di essere davvero un po' tornati alla normalità. Chiara, allora sappiamo che a parte la bella giornata, abbiamo visto forse dietro di voi, prima mentre aspettavamo di entrare in collegamento, c'era un matrimonio in corso sulla piazza. No, c'è una coppia di sposi, tra l'altro insomma la sposa ha le braccia scoperte, che sta approfittando della bella giornata di sole per fare delle fotoricordo. Uno shooting. Abbiamo sentito, sì esatto, uno shooting, ci sono voci anche diverse dall'italiano, abbiamo sentito per esempio dei francesi e varie persone insomma che si fanno le foto, davvero insomma un sabato di quotidianità a Padova, ecco, magari una cosa che non si vedeva da un po'. Devo dire che tornare insomma a rivivere le piazze dà sempre un senso anche così di sollievo e di serenità. Effettivamente, Chiara, vedere alle vostre spalle la vita quotidiana che si vedeva prima del disastro che stiamo vivendo ormai da troppo tempo fa ben sperare per il futuro, nonostante i dati non siano proprio buoni. Allora, prima di andare alla cronaca, Chiara, abbiamo già i dati da Padova? Sì, allora ci sono stati 120 contagiati nelle ultime ore a Padova. A Padova sono in isolamento, me l'era appuntato, 2.244 persone. Padova purtroppo ha questo triste primato di essere tra le province più in cui insomma il virus ha ripreso più velocemente a camminare rispetto anche ad altre zone del Veneto. Un cittadino illustre in isolamento anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, per un contatto con un positivo anche seronegativo, e purtroppo continua a preoccupare la situazione della casa di riposo di Conselve, la casa di riposo Beggiato, dove è morta con il Covid un'anziana di 91 anni che era ricoverata in ospedale. È ricoverata anche un'altra persona in ospedale, sono 65 i contagiati. Una situazione attentamente monitorata dalle autorità sanitarie, tra l'altro sono contagiati anche molti operatori, quindi l'ULSS 6 ha inviato una task force di rinforzi come operatori, come infermieri. La buona notizia che ha diffuso in queste ore l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin è che
contagiati paucisintomatici, quindi con pochi sintomi, si negativizzano velocemente. La signora che purtroppo non ce l'ha fatta era affetta anche da altre patologie. Allora Chiara, sappiamo che c'è anche della cronaca, noi abbiamo già le immagini di quello che è successo questa notte, raccontaci. Sì, a Piazzola sul Brenta, Piazzola sul Brenta si è risvegliata con una serie di boati intorno alle 4 di questa notte, uno l'abbiamo anche sentito, è stato chiamato immediatamente il 112. Sono andati a fuoco 8 autobus di Bus Italia che erano parcheggiati all'interno di questa area. È un parcheggio che è vicino all'Istituto Superiore di Piazzola, l'Istituto Rolando da Piazzola, erano parcheggiati molto vicini. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e anche i carabinieri. C'è stata grande apprensione da parte dei cittadini di Piazzola, questo sembra quasi un bombardamento come potete sentire. E che cosa è accaduto verosimilmente? Le indagini sono aperte a 360 gradi, quindi non si esclude nessuna ipotesi, ma diciamo che si fa largo la possibilità, l'ipotesi che sia un incendio di tipo accidentale. Potrebbe essere stato originato dal cortocircuito della batteria di uno dei mezzi che, essendo appunto parcheggiati molto vicini, poi questo incendio sarebbe rapidamente divampato e si sarebbe esteso anche agli altri mezzi nuovi, mezzi un po' più vecchi. Proprio in uno di questi mezzi più vecchi potrebbe essere partito questo cortocircuito che poi ha dato origine alle fiamme, ma ovviamente non si esclude niente. E certo, c'è stata grande preoccupazione in tutta la città di Piazzola sul Brenta. Una notazione veloce in chiusura su questo: non ci sono stati disservizi per quanto riguarda il trasporto pubblico. Già all'alba erano stati organizzati degli autobus sostitutivi per garantire anche per gli studenti, per esempio alcune scuole vanno ancora a scuola sabato, per garantire a loro la possibilità di raggiungere le scuole o per chi insomma lavora e usa il mezzo pubblico. Molto bene Chiara, in chiusura di collegamento abbiamo un'altra nota di cronaca perché ci sono novità sull'omicidio che è avvenuto qualche giorno fa proprio in provincia di Padova. Sì, parliamo di una settimana esatta fa a Cadoneghe, un marito pare insomma sia stato lui, ancora c'è un punto di domanda, ha ucciso la moglie anziana, 81 anni, gravemente malata da tempo. L'autopsia ha confermato che la donna Natalina è morta proprio per soffocamento, probabilmente è stata soffocata con un cuscino. Natalina Milani di 81 anni, il marito è tuttora ricoverato in ospedale, è stato convalidato l'arresto nei suoi confronti. L'uomo si chiama Ferruccio Bosello, ma il GIP non ha emesso delle misure cautelari nei suoi confronti e per ora non è stato ancora sentito neppure per la procura, perché non è in condizioni per poterlo fare. Davvero una vicenda che apre molti interrogativi e su cui tutti stanno agendo con grande sensibilità, anche le forze dell'ordine, anche i magistrati che stanno indagando, perché purtroppo davvero questo è un dramma con cui si trovano a convivere molte famiglie, quello di un anziano malato all'interno del nucleo familiare. Molto bene Chiara, ringraziamo te e Cristiano Caiende per questo collegamento. Dobbiamo andare perché abbiamo Vicenza in arrivo. Tutto quello che non abbiamo visto qui lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, chiamiamo come sempre con i nostri sistemi anche la redazione di Vicenza per l'ultimo collegamento. Avete sentito, avete visto anche le immagini abbastanza impressionanti dell'incendio di 8 bus del trasporto pubblico a Piazzola sul Brenta. Sulle prime si parlava di una ipotetica azione dolosa, poi naturalmente le indagini si stanno orientando in questo momento in tutt'altra direzione. Pare che sia stato tutto originato da una batteria, dalla batteria di uno dei mezzi che sarebbe andato in cortocircuito, avrebbe distrutto poi di fatto anche tutti gli altri. Sono 8 i bus che sono andati a fuoco.
I danni sono ingenti, non ci hanno parlato di danni i nostri colleghi, ma immaginiamo, insomma, visto il costo singolo di ogni bus andato distrutto, che possa essere una spesa non indifferente. Poi c'è da capire, ovviamente sono mezzi che vanno su strada, quindi ci sarà un'assicurazione che risponderà di tutto questo. Chiudiamo il nostro telegiornale con la nostra redazione vicentina dall'area Berica. Ci aggiorna di tutto Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi. Oggi vi aggiorno su una proposta di legge promossa dalla consigliera regionale Elisa Venturini per l'istituzione della figura del garante dei diritti delle persone anziane. Si tratterebbe di una figura regionale atta a delineare i bisogni della fascia d'età a partire dai 60 anni e quindi a fornire linee guida alle amministrazioni per poter poi mettere in campo le politiche attive rivolte appunto agli anziani. Ricordiamo anche che la popolazione vicentina, di cui poi fornirò dati dettagliati all'interno del TG, è raddoppiata in questa fascia di età tra il 2001 e il 2021, quindi in 20 anni c'è stato il raddoppio della fascia di anziani. Poi abbiamo anche delle notizie che ci arrivano dalla cronaca, quindi un incidente stradale che è avvenuto ieri sera, un'auto è finita in un fossato a Poiana Maggiore dove sono rimasti feriti 2 giovani, è intervenuto il personale del SUEM così come i vigili del fuoco per estrarli appunto dall'auto, mettere in sicurezza l'auto e portarli in ospedale. Così come un incidente domestico che ci arriva da Chiampo per l'incendio di una asciugatrice che era all'interno di un garage. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prestato il primo soccorso al proprietario del garage, che nel tentativo di spegnere le fiamme ha respirato del fumo. Poi ultima cosa che stiamo seguendo riguarda ovviamente il Covid e le vaccinazioni, quindi stiamo un po' sondando negli animi dei vicentini cosa ne pensano a proposito dell'idea che sta maturando, sembra in questi giorni, sulla vaccinazione ai ragazzi sotto i 12 anni, quindi opinioni diciamo favorevoli e sfavorevoli. Abbiamo trovato nella popolazione anziana molto più ben disposta a una vaccinazione estesa a chiunque, a qualsiasi fascia di età, mentre abbiamo sentito anche alcune mamme e alcuni papà un po' più reticenti, soprattutto perché dicono ancora non c'è una sperimentazione che ci garantisca. Ecco, questa è un po' la nostra giornata vicentina. Luisa, allora sappiamo che il tema delle vaccinazioni è assolutamente divisivo, polarizzante, come si usa dire di questi tempi, quindi immaginiamo poi questa sera nel TG Vicenza che sentiremo delle opinioni anche abbastanza forti, quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori al telegiornale Berico di questa sera. Per tutto il resto ti ringraziamo. Se ci saranno altre novità, noi per qualche minuto ancora siamo in onda, chiamateci, non esiteremo a darle in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, sempre per quanto riguarda la cronaca, è successa una vicenda che è ancora un po' oscura nel Rodigino, in provincia di Rovigo. Dovremmo avere già qualche immagine perché è stata danneggiata in modo lieve da ignoti la tensostruttura posta all'ingresso del centro vaccinazioni Covid e tamponi della fiera di Rovigo. La scoperta è stata fatta nella prima serata di ieri. È stato danneggiato in particolare un montante di ferro che sorregge l'architrave e un'asta metallica che tiene in tensione i teli plastificati. Sono state poi rovesciate sedie e tavolini. Sul posto sono intervenute le volanti della questura con la Digos e la polizia scientifica. Non ci sono scritte rivendicative. Il centro stamani è riaperto regolarmente. Sul fronte investigativo sono aperte tutte le ipotesi, da un'azione dimostrativa legata alle proteste Novax oppure normale criminalità, magari qualcuno che cercava qualcosa da rubare. Si procede per danneggiamento aggravato contro ignoti. Allora, prima di chiudere, vediamo assieme i dati che riguardano l'emergenza Covid, perché ci sono arrivati poco fa, sono arrivati in redazione poco fa, li vediamo assieme a voi per la prima volta. Sapevamo che c'è la conferma del trend dei giorni scorsi, infatti sono 773 le nuove positività.
riscontrate con i tamponi delle ultime ore. Sono 12.153 le persone che sono attualmente positive al Covid nel Veneto. È un numero in crescita, eravamo attorno a 11.500, 11.800 negli ultimi 2 giorni, abbiamo già sforato quota 12.000, eravamo sotto quota 9.000 solo un paio di settimane fa, quindi questo vuol dire che il trend, la tendenza all'espansione dei casi positivi in questo momento viene confermata. Sono 484.000 le persone che sono risultate positive in Veneto dall'inizio dell'emergenza, 11.846 purtroppo le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Andiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci spiega come la sanità del Veneto sta reggendo l'urto di questa spallata dell'emergenza Covid. Allora, questi sono tutti gli ospedali, ma andiamo giù a vedere il dato complessivo di questo momento. Sono 235 le persone ricoverate in area non critica, come potete vedere, di cui 193 ancora positive, 42 che si sono negativizzate, 47 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 41 positive, 6 che si sono negativizzate. A conti fatti abbiamo più di 280 persone ricoverate in questo momento in Veneto. Anche qui il numero cresce, magari lentamente, magari in modo non devastante, ma c'è una crescita. Ce lo confermano anche i consuntivi, i bilanci rispetto al giorno precedente. Sono 2 persone in più ricoverate in area non critica, ovviamente è un bilancio, non sono solo 2 ingressi. Resta invariato il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, purtroppo sono da segnalare anche 4 decessi. Un minuto al volo, giusto il tempo di vedere i dati delle vaccinazioni. Sono 15.000 quelle le dosi somministrate nella giornata di ieri, di cui solo, lasciatecelo dire, 1.193 prime dosi, un numero molto basso che conferma che ormai il limite è raggiunto fra le persone che non vogliono e non possono vaccinarsi. Sappiamo che per motivi sanitari e per scelta la campagna vaccinale ovviamente è facoltativa. Sono 6.006 i cicli completati, 7.004 le dosi booster, l'addizionale terza dose. Vediamo le percentuali in chiusura. Sono 76% e quelli che hanno la prima dose, 73,9% chi ha il ciclo completo, 76,3% prenotati e prima dose, 2,8% del popolazione totale ha la terza dose in Veneto. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus, dati in crescita. L'attenzione resta alta, indispensabile l'uso delle precauzioni che conosciamo: mascherine, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale e massima precauzione. Detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Alessandro Costacurta in regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portarvi a casa le notizie. Vi auguriamo un buon pomeriggio e vi invitiamo ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera.